Appassionati di futsal, buon pomeriggio e buon anno da Antonio Iozzo, benvenuti al Pala di Fiore per Lido di Ostia, Feldi Eboli, prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. All'andata il successo dei campani, un 3-2 sofferto per i ragazzi di Cipolla nel giorno che ha segnato lo storico debutto in Serie A del Lido di Ostia. Il saluto delle due squadre verso il pubblico, si avvicina il fischio d'inizio di questo match. Noi andiamo a conoscere i due quintetti di partenza. Lido di Ostia con Di Ponto tra i pali, in mezzo al campo Gattarelli, Motta, Rocia e Lutta. A disposizione di Maurizio Grassi anche Cerulli, Esposito, Adamo, Giampaolo, Cutrupi, Renghifo, Scalambretti, Barra e Gallassi. Risponde la Feldi con Lion tra i pali, non è al massimo il portierone dei campani, in dubbio fino all'ultimo istante. Poi in mezzo al campo Fornari, Tres, Bagatini e Mancia. A disposizione di Francesco Cipolla ci sono anche Romano, Spisso, Bissoni, Ercolessi, Caponigro, Saponara, Boaventura, Ielmi e Fiusa. A dirigere l'incontro Fabio Rocco De Pasquale della sezione di Marsala e Vincenzo Brischetto della sezione di Acireale. Al cronometro Ivo Colangeli della sezione di Aprilia. Prima giornata di ritorno di questa Serie A, Feldi Eboli che ha chiuso all'8° posto il girone di andata, conquistando la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia, la seconda consecutiva. Feldi Eboli ancora in corsa anche in Coppa Divisione nei quarti di finale, big match contro il Came Dosson. Lido di Ostia che invece ha chiuso al penultimo posto la prima parte di stagione, 9 punti a -3 dalla salvezza diretta, 9 punti, 7 dei quali conquistati in casa qui al Pala di Fiore grazie ai successi con Meta e Agnene e al pareggio 4-4 spettacolare con il Pesaro. Squadre già disposte in campo, primo possesso che sarà a favore della Feldi Eboli, che attaccherà dalla destra verso la sinistra dei vostri schermi. Sul punto di battuta sono già pronti Jader Fornari e Felipe Mancia. Girone di ritorno che per molti rappresenta un altro campionato, un campionato a parte, anche per via del mercato che ha cambiato anche queste due squadre. Il Lido ha acquistato Scalambretti e Pauligno. Pauligno sarà a disposizione a partire da febbraio dopo la sosta e ha ceduto Schacker. 2 entrate e 2 uscite invece per quanto riguarda la Feldi. Dentro Bissoni e Franzini. Per Franzini si aspetta ancora il transfer dall'Argentina. Via Arieta e Poletto. Ancora qualche istante di attesa qui al Pala di Fiore. Ci sono problemi con la porta che in questi primi 20 minuti verrà difesa da Lion. E allora le due squadre in campo a riscaldarsi per non raffreddarsi. Bisogna attendere, come detto, problemi alla rete della porta della Feldi Eboli. Fa girare il pallone il quintetto di partenza del Lido di Ostia. Lido, lo ripetiamo, che qui in casa ha conquistato 7 dei 9 punti in classifica, fuori casa solo 2 pareggi, uno contro il Mantova, l'altro con il Signor Prestito CMB. Tutte e due le squadre per motivi diversi hanno bisogno di punti, il Lido ovviamente per la salvezza, la Feldi perché vuole tornare a vincere, il successo manca addirittura da 5 gare, l'ultima vittoria il 26 novembre contro il Latina. Feldi Eboli che punta soprattutto sulla difesa, la terza del campionato alla vigilia di questa prima giornata di ritorno, 39 gol subiti. Meglio della Feldi hanno fatto solamente il Pesaro e il Sandro Abate. Ancora attesa qui al Pala di Fiore. Si sono fermati i giocatori del Lido, adesso si scaldano un po' di più quelli della Feldi Eboli che tengono impegnato Lion, portiere goleador, 3 gol in questo campionato per il giocatore con il numero 2.
che offre ovviamente tantissime soluzioni a Francesco Cipolla, un Francesco Cipolla che sta ottenendo grandi risultati alla Feldi, in corsa ancora su 3 fronti: campionato, Coppa Italia e Final e Coppa Divisione, dove si punta alla Final Four, ai quarti la sfida contro il Kame Dosson. Impazienti giocatori, in attesa i direttori di gara. Non è ancora stato risolto il problema alla porta di Lion. Muoviamoci, dice questo Maurizio Grassi ai suoi ragazzi. L'attesa sembra essere terminata, sistemata la rete della porta di Lion e allora il gioco tra pochi istanti inizierà. Primo possesso per la Feldi Eboli, che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri schermi. Completo bianco per la Feldi. Pronto Jader Fornari a toccare il primo pallone del match, lui con la fascia al braccio, lui il miglior marcatore in campionato, 10 gol come Boaventura. Fischietto in bocca, si comincia, primo possesso a favore della Feldi che manovra da dietro. Pallone verso Mancia, pressato da Motta che tocca il pallone, rimessa laterale per la squadra di Francesco Cipolla. Bagatini sulla destra, cambio di lato, Tres vuole lo spunto, va a puntare Motta che mette il piede, rimessa laterale, sfida tra numeri 11 sull'out Mancino, rimessa laterale per la squadra ospite, pronto Tres, assegno nel 3-2 dell'andata. Oltre al suo gol la doppietta di Boaventura, decisiva per battere il Lido 3-2, Lido che andò a segno con Cutrupi ed Esposito. Motta, pallone verso Rocia, ancora Motta, rischia tanto il Lido sulla pressione di Tres che ha toccato per ultimo, rimessa laterale per la squadra di Maurizio Grassi, subentrato a stagione in corso al posto di Matranga, rischia di Ponto, mette in difficoltà Rocia che regala il pallone a Fornari, superficialità del Lido che ha regalato la sfera alla Feldi, allora imposta la squadra campana da dietro con Mancia.
la vuole Tres, la ottiene, la gira sulla destra Bagatini, Fornari, su di lui c'è Gattarelli, ormai stabilmente in posizione di ultimo uomo, un ruolo che sta recitando alla perfezione. Adesso il rilancio lungo, pallone in fallo laterale, Lido che fatica ad uscire, 58 secondi sul cronometro del primo tempo. Feldi aggressiva, vuole ritrovare una vittoria che, come detto, manca da 5 partite, esattamente dal 26 novembre. Mancia con l'esterno, Tres chiama la pressione Grassi, Tres è in difficoltà, il Lido si alza, Bagatini, Tres, possesso ancora Campano, tocca Rocha che mette in difficoltà Tres che si affida al Lion, lancio lungo, diventa un tiro, blocca Di Ponto, attenzione al piede di Lion che può fare male da tutte le posizioni. Rocha difende il pallone, pressato, trova lo scarico comodo sulla sinistra, avanza Lutta, allora può impostare il Lido che prova a ragionare, Motta malinteso con Lutta, rimedia Gattarelli, intervento sul pallone, la gioca da terra Fornari, non fischia nulla il direttore di gara, il Lido conquista il fallo laterale dopo 1 minuto e 49 secondi, 0-0 al Pala di Fiore. In questa prima giornata del girone di ritorno, Rocha, Motta, Rocha verso Gattarelli, pallone complicatissimo, non è soddisfatto Maurizio Grassi, Lido in difficoltà in questo avvio di partita, preme la Feldi, Bagatini mette in mezzo, Gattarelli allontana, Rocha riparte, prova a distendersi il Lido, Rocha sull'out sinistro, trova la deviazione, trova il calcio d'angolo, guadagna metri il Lido. Sul punto di battuta andrà Valerio Lutta, tornato quest'estate al Pala di Fiore, lui che con il Lido aveva già vinto il campionato di Serie B. Scucchiaiata, Rocha con il destro al volo! Raul Rocha, 1-0 Lido, alla prima conclusione si sblocca il match, è avanti la squadra di Maurizio Grassi. Coordinazione perfetta, 1-0 Lido, dopo 2 minuti e 8 secondi la squadra di Grassi conduce. Ottavo gol in campionato per l'ex Lazio che ha sbloccato il match. Gattarelli recupera il pallone, lo gira sulla destra, Motta prova ad andarsene, Motta! 1-2 terrificante del Lido, 11 gol per Motta in campionato, il raddoppio dei ragazzi di Grassi. Costretto a chiamare il time out Francesco Cipolla, 2 gol nel giro di pochi secondi, corre ai ripari la Feldi Eboli. Due gol in 15 secondi, il Lido è avanti per 2-0 sulla Feldi, il vantaggio di Rocha, il raddoppio di Motta, poi il time out di Cipolla. Vediamo che Feldi troveremo in campo, intanto si alza Lion. Tres, la pressione di Motta, Tres spaventato, butta in fallo laterale, e un Lido ovviamente galvanizzato dai 2 gol, è un Lido che vuole insistere, Gattarelli, Rocha di prima intenzione, Lutta la difende, spalla alla porta, non controlla, rimessa laterale per la Feldi, pronto Bagatini sul punto di battuta, tocca arretrato, Mancia, la chiama Tres, servito adesso il numero 11, sempre pressato da Motta, poi Rocha recupera il pallone all'indietro, Gattarelli rischia qualcosa, ruba palla Fornari, steso da Gattarelli, fallo per la Feldi.
che gestisce la sfera con Mancia, Bagatini, Tres, Fornari sulla destra, su di lui Gattarelli che prova a recuperare il pallone, arriva il fischio del direttore di gara, ha giocato da terra Fornari, non si può, allora calcio di punizione per il Lido di seconda. Richiamo per Fornari che ha protestato in maniera vivace dopo l'assegnazione di questo calcio di punizione. Battuta adesso verso Motta, si va da Rocia, si torna da Motta di prima intenzione, pallone preciso verso Lutta che torna da Motta. Gattarelli di prima intenzione a cercare Rocia, lascia scorrere Tres, la prende con le mani Lion, pronto al rilancio, trova Fornari, un ottimo pallone, Fornari contro due, perde la sfera, Gattarelli la tiene anche in campo, lungolinea, trova Rocia e poi Tres in fallo laterale. 4 minuti sul cronometro di questo primo tempo e avanti il Lido 2-0, è un Lido che parla brasiliano con i gol di Rocia e Motta. Motta con il mancino di prima intenzione, palla alta sopra la traversa, andrà Lion con le mani, tocca il suo primo pallone Ercolessi. Bissoni, Boaventura, cambi per Cipolla che vuole dare la scossa alla sua squadra. Arriva Motta che mette in fallo laterale, dentro anche Romano che attende il pallone, batte questo fallo laterale verso Boaventura. Bissoni, Boaventura si accentra, vuole lo spazio per il tiro, viene chiuso, allora Bissoni, uno dei due acquisti di questa sessione invernale. Boaventura, Ercolessi si alza il Lido, vuole una pressione forte, Grassi viene accontentato dai suoi ragazzi, la tiene però la Feldi che manovra con Bissoni, termina a terra, il fischio del direttore di gara, fallo di Gattarelli, il secondo del Lido, il secondo commesso dal numero 4. Boaventura attraversa il campo, va a cercare Bissoni, ancora Boaventura, Ercolessi, Boaventura, ragiona il numero 70 che poi supera il centrocampo, va in porta, controlla la traiettoria Edoardo Di Ponto, cambi anche per Maurizio Grassi, dentro Esposito e Renghifo, fuori Gattarelli e Motta. Di Ponto, Cutrupi all'indietro, Esposito nella sua area di rigore, pensa al lancio, lo prova, trova Cutrupi, spalla alla porta il numero 10, la gestisce con calma, la chiama Barra, la riceve sulla sinistra, Renghifo, pressato, perde metri ma tiene il pallone, Barra allora, Renghifo si è allargato sulla destra, Cutrupi che riceve la sfera, pressato da Ercolessi, non si scompone, Esposito, Cutrupi gestisce bene il Lido che si prende anche il calcio di punizione, primo fallo commesso dalla Feldi, è a quota 2 il Lido che però è a quota 2 anche per quanto riguarda i gol. Doppio vantaggio per i ragazzi di Grassi che gestiscono alla grande, Cutrupi, grande azione, Barra in mezzo, non arriva Cutrupi, calcio a 5, champagne del Lido di Ostia, a un passo dal 3-0 con una ripartenza favolosa. Romano, Bissoni, la tiene Leboli, si difende con ordine il Lido, rischia tantissimo la Feldi, Romano non la tiene in campo, fallo laterale per i padroni di casa, 5 minuti 16 secondi, 2-0 Lido al Pala di Fiore contro la Feldi nella prima di ritorno. Cutrupi di prima, Barra, la vuole ancora Cutrupi, Barra va da solo, si gira la grande, Barra! Lion a dire di no, poi prova Renghifo, Lion in qualche modo blocca la sfera, è un Lido che attende ma quando riparte con quanta qualità lo sta facendo, non solo per i 2 gol. Bissoni, Romano sulla sinistra contro Renghifo, viene fermato, riparte il venezuelano che tocca male la sfera, allora Ercolessi, Boaventura, Ercolessi accanto a sé Romano, lo serve con la suola, arriva Renghifo che mette in fallo laterale, possesso per la squadra ospite, Romano all'indietro, Bissoni, Romano, Bissoni ancora, è partito Romano, si va dall'altra parte, Ercolessi sulla destra, può puntare Cutrupi, attende l'aiuto di Boaventura, poi va da Romano che cerca la giocata di prima intenzione, ha capito tutto Renghifo che lo ferma in fallo laterale. Ercolessi,
Bissoni, Boaventura, Romano, tanto possesso palla da parte della Feldi, fin qui però abbastanza sterile, praticamente mai impegnato Di Ponto. Peroledo che aveva iniziato con difficoltà ma che poi è cresciuto con il trascorrere dei secondi, con il trascorrere dei minuti, fino a portarsi sul doppio vantaggio firmato Rocia e Motta. Possesso Feldi al 7° del primo tempo, rimessa laterale Boaventura, Ercolessi con il mancino, pallone lontanissimo dai pali, quasi in fallo laterale, pronto Di Ponto con le mani, va lungo a cercare Barra, pallone troppo alto, non può fare nulla il capitano del Lido. Boaventura cerca l'avventura solitaria, viene fermato dal raddoppio lidense. Boaventura ha capito tutto Cutruppi che riparte, trattenuto da Ercolessi che si prenderà sicuramente il cartellino giallo. Ha ammonito il giocatore della Feldi, ha rischiato tantissimo la squadra di Cipolla, era ripartito il Lido alla grande come sempre, costretto al fallo Ercolessi. Fallo speso sicuramente alla grande dal numero 22, perché il Lido si stava lanciando verso la porta di Lion. Calcio di punizione, attenzione al mancino di Motta, si allontana Esposito, pronto Motta con il mancino, Motta, Lion con il piede, il pallone si impenna e termina sul soffitto del pala di Fiore. Sarà rimessa per il Lido, fuori Motta che era entrato solo per battere questa punizione. Renghifo, Suolata, Esposito verso Cutruppi, il mancino, Murato, si lotta al limite dell'area di rigore della Feldi Eboli, rimessa Lido, resta avanti la squadra di Grassi, pronto Esposito, vicino a lui Renghifo, Suolata, doppia Suolata, pallone in mezzo, non arriva a Cutruppi e allora rimessa laterale per la Feldi. 7 minuti esatti sul cronometro del primo tempo, 2-0 Lido al pala di Fiore, Rocia e Motta. Ercolessi, unico ammonito di questo match, Romano verso Bissoni, cerca lo spunto, chiuso da Barra. Romano la chiama Tres, la riceve sulla sinistra, allarga verso Romano, Tres cerca lo spunto, la sfida contro Renghifo, il raddoppio di Cutruppi che mette in fallo laterale. Lido fin qui perfetto anche nei raddoppi, concentratissima la squadra di Maurizio Grassi che vuole iniziare alla grande al 2020. Barra perde il pallone, attenzione, la conclusione, chiede il gol Bissoni, episodio da rivedere, avevamo la visuale ostruita, protesta ancora la Feldi, si salva il Lido che adesso prova a ripartire, episodio da rivedere, ha chiesto il gol la formazione ospite, protesta ancora Fornari, si prosegue però, Romano chiede il gol, dice palo il direttore di gara, prosegue il battibecco tra i due, la Feldi dice che sia stato toccato il palo interno, francamente non sono riuscito a vedere dalla mia postazione, protesta la Feldi, è andata benissimo così al Lido che adesso prova con Cutruppi, contrasto con Ercolessi, entrambi chiedono il fallo laterale assegnato al Lido di Ostia. Rimessa Lido, richiamo per Ercolessi, pronto Esposito, all'indietro Gattarelli di prima intenzione a cercare Barra, spalle alla porta, la tiene il capitano del Lido, con l'esterno cerca Gattarelli sulla sinistra, pallone che supera la linea, allora rimessa laterale per i campani, di nuovo in campo Rocia, cambi anche per la Feldi, fuori Romano, dentro Mancia, Tres, Bagatini, Mancia, Ercolessi, Tres,
si alza il Lido, la solita aggressione dei ragazzi dei Grassi che urla dalla panchina. Lion guadagna metri, avanza Lion, va da Tres e poi torna verso la sua porta. Tres allora, imposta lui, Mancia sulla sinistra, cambio di lato, Bagatini riceve, centralmente Mancia, è partito Bagatini, lo guarda Mancia, tocca Rocia e riparte Cutrupi. Cutrupi se ne va il numero 10, scarica sulla destra, trova una deviazione, trova il calcio d'angolo e allora il Lido è di nuovo avanti. 9 minuti e 5 secondi sul cronometro, 2-0 il punteggio al Pala di Fiore, il vantaggio di Rocia, il raddoppio di Motta nel giro di 15 secondi. 1-2 terrificante del Lido. Motta con il mancino, Rocia! Stesso schema che abbiamo visto in occasione del primo gol. Calcio d'angolo con la scucchiaiata, coordinazione e conclusione al volo di Rocia, che adesso va a battere questo corner. Pallone per Motta, mancino fuori e allora rimessa da fondo campo per la Feldi quando siamo quasi giunti a metà del primo tempo. Tres, cambio di lato, Bagatini, Mancia riceve, pressato da Scalambretti, poi anticipo di Gattarelli, straordinario il numero 4 che se ne va, termina a terra. Non c'è nulla, ci sarà rimessa da fondo campo. Lion, Mancia, Bagatini. La vuole Tres, la ottiene, torna da Bagatini che manca il controllo e allora possesso Lido a 10 minuti e 25 secondi dal termine del primo tempo con il Lido avanti 2-0. Gattarelli in avanti verso Rocia, il pallone passa e allora rimessa da fondo campo. Lion, Tres attende nella sua metà campo il Lido di Ostia, forte del doppio vantaggio. Bagatini gira a sinistra, Mancia, Tres lungolinea a cercare Fornari, spalla alla porta, il duello solito con Gattarelli, il tacco di Fornari. Bagatini anche lui spalla alla porta, deve girarsi, cerca l'assistenza dei compagni, scarica sulla sinistra, Mancia si accentra, Tres, possesso palla sterile da parte della Feldi. Mancia perde metri, Bagatini, Mancia, Tres la gira, trova Fornari, pallone di ritorno, si distende la Feldi, poi malinteso tra Tres e Fornari, pallone troppo lungo, rimessa Lido. 9:42 all'intervallo. Di Ponto pensa al lancio lungo, lo effettua adesso, il petto di Rocia che addomestica per Scalambretti, perde il pallone l'ex Lazio, lo riprende con un fallo e allora calcio di punizione per la Feldi, chiede scusa a Scalambretti. Terza scorrettezza per quanto riguarda il Lido e a quota 2 la Feldi. Mancia e Bagatini, i due giocatori più vicini al pallone. Bagatini va a sinistra da Tres, 1 contro 1 con Scalambretti, pallone messo in fallo laterale. Bagatini sulla destra, imbucata centrale, a terra Fornari, protesta tutta la panchina dell'Eboli, ha lasciato proseguire il direttore di gara, contatto Gattarelli-Fornari. Secondo il direttore di gara lecito, lancio per Fornari che prova una giocata da sogno, non la trova, rimessa da fondo campo, pronto Di Ponto con le mani. Motta riceve la sfera, Scalambretti rischia di perdere un altro pallone, poi rimedia in qualche modo al suo primo errore. Motta, Rocia, gran palla per Gattarelli, Gattarelli, Lion a chiudere lo specchio. Pallone illuminante verso Gattarelli, bravo Lion ad avanzare, a guadagnare metri, a chiudere lo specchio in faccia a Gattarelli, bravissimo a inserirsi, poco lucido anche se non era un pallone semplice. Rocia colpisce malissimo, palla alle stelle che sbatte sul soffitto del Pala di Fiore. Sarà possesso per la Feldi, rimessa laterale a 8:58 dal termine di un primo tempo che vede il Lido avanti 2-0. Bagatini, Tres si allunga il pallone, la frenata, rimessa Lido,
fuori Scalambretti, dentro Lutta, a battere il fallo laterale andrà Motta, salito oggi a quota 11 gol in campionato, unico giocatore del Lido in doppia cifra. Eccolo Motta che recupera il pallone, se lo allunga, esce Lion che poi avanza, Tres, Fornari, spalla alla porta, scarico all'indietro, Bagatini, Boaventura di prima, Fornari, bella azione, Boaventura, Rocia in calcio d'angolo. Pronto Fornari, scucchiaiata, la testa di Motta che trova anche Rocia, prova a ripartire il Lido, Rocia, Motta sulla destra, può puntare, Rocia mette in mezzo, recupera Fornari, riparte la Feldi, pallone per Boaventura, Lutta, intervento decisivo dell'ex Mantova a murare il tentativo di Boaventura, autore di una doppietta nel match di andata. Bagatini con il mancino, sbatte ancora su Lutta, tocco all'indietro, Lion avanza, pensa al destro, lo prova, deviazione, diventa un assist per Fornari che però non controlla, allora riparte il Lido con Lutta sulla sinistra, va a puntare, Boaventura scippa il pallone, poi ci pensa un po' troppo e Lutta lo ferma in fallo laterale. Ercolessi, Romano a cercare Fornari, tocco all'indietro, non controlla Ercolessi che chiede scusa, dice errore mio, anche se il pallone non era perfetto. Possesso Lido che guadagna tanti metri. Deviazione, nuova rimessa laterale per la squadra di Maurizio Grassi che resta nella metà campo offensiva. Pronto Rocia, Gattarelli con il destro, non inquadra lo specchio, rimessa da fondo campo. Pronto Lion con le mani, Romano, Ercolessi, Romano la chiama Boaventura, ignorato, si va da Fornari, adesso Boaventura che cestina così, un'occasione gigantesca sul pallone illuminante di Fornari. Boaventura ha calciato altissimo, errore non da lui, anche perché era tutto da solo. Ringrazia il Lido che adesso difende sul possesso di Romano, Ercolessi di prima nel vuoto, controlla Di Ponto. Alla prossima interruzione time out Lido, prima il possesso a favore di Rocia che può impostare da dietro, Gattarelli, Rocia messo in difficoltà, allontana come può, recupera la Feldi, il petto di Bissori, la conclusione con la deviazione, il calcio d'angolo per la Feldi a 6,56 dall'intervallo. Rimandato il time out del Lido di Ostia, il possesso è della Feldi, attacca la squadra di Cipolla che vuole dimezzare le distanze, calcio d'angolo, pronto Romano, si muovono i compagni, la conclusione di Boaventura, strepitoso Di Ponto che poi rilancia cercando Rocia, il controllo di Rocia, il tacco per Esposito che termina a terra, calcio di punizione, scorrettezza del numero 70, punizione Lido, prima però il time out chiesto da Maurizio Grassi.
Timeout terminato, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Lido di Ostia. 3 scorrettezze per entrambe le squadre, il Lido avanti 2-0 nel punteggio, a 6:46 dal termine del primo tempo, i 2 gol di Rocia e Motta. Sistema la barriera Lion, Boaventura e Romano a difendere sul calcio di punizione che verrà battuto da Rocia. Corregge la posizione il direttore di gara. Indicazioni per Cutrupi dalla panchina del Lido. Rincorsa lunghissima per Rocia. Va l'ex Lazio, è uno schema per Cutrupi. Cutrupi! Si salva la Feldi. Protesta il Lido di Ostia che chiede un tocco con il braccio. Chiede il rigore Cutrupi. A terra un giocatore della Feldi. Questa volta a protestare la squadra di casa. Si è rialzato Ercolessi, il Lido ha protestato per un colpo con la mano, Ercolessi però ha preso una pallonata sul viso, problemi al naso per il numero 22 che si dirige verso la panchina, al suo posto Tres. Gioco fermo, spazzolone in campo per asciugare l'area di rigore di Lion, operazione completata in questo istante, possesso per il Lido che dunque resta in avanti dopo aver sfiorato il 3-0, Lutta però va a consegnare la sfera alla Feldi. Fair play Lido, possesso Eboli, prova Bissoni, Romano, ancora Bissoni, Tres, Bissoni, scambio ripetuto. Boaventura coinvolto nell'azione, Romano sulla sinistra, Bissoni centralmente. Pronto Motta, cercato Lutta, spalla alla porta, difende il pallone, lo fa alla grande Lutta, ancora lui raddoppiato, alla fine non riesce a tenere la sfera, concedendo il fallo laterale alla Feldi, una Feldi che però fa fatica a costruire. Ci prova adesso Tres, Bissoni, l'ex Latina, uno dei 2 volti nuovi della Feldi, l'altro Franzini in attesa del transfer per debuttare con la squadra di Cipolla, che adesso manovra. Tres, a terra Bissoni. Non c'è nulla per il direttore di gara, Bissoni invitato ad alzarsi dal direttore di gara. Romano sulla sinistra, cambio di lato, Tres, Romano di prima, prova a velocizzare, Bissoni la difende, scarico all'indietro, Tres, Boaventura, Tres, tocca Cutrupi, scacciato via l'Eboli che ricomincia da Lion. Tres, Bissoni Tres. Si fa vedere Romano, servito adesso sulla sinistra, tocco di prima, Boaventura, dimentica il pallone e allora la rimessa è a favore del Lido. 5 minuti, 14 secondi all'intervallo, 2-0 per la squadra in completo blu che adesso manovra da dietro, pallone per Barra, è partito Renghifo, cercato, Barra rimedia dopo il tocco di Bissoni, poi allontana Cutrupi, efficace in questo caso l'aggressione della Feldi, che ha guadagnato il fallo laterale, ha guadagnato metri. Servito Tres, Boaventura, ricomincia da dietro, Tres non sa chi darla, scarico all'indietro, Lion, Boaventura verso Bissoni,
sempre spalle alla porta i giocatori della Feldi nella metà campo offensiva, e allora per il Lido è più facile difendere. Altro errore di Boaventura, molto impreciso il numero 70 che adesso viene richiamato in panchina. Torna in campo Jader Fornari. Motta, Cutrupi in mezzo, poi allontana Romano, la testa di Barra, il controllo di Cutrupi che però si allunga troppo la sfera concedendo il fallo laterale. 4 primi 30 secondi all'intervallo di una sfida che vede il Lido avanti 2-0 nel punteggio. Prima di ritorno, prima del 2020, prova la Feldi, Romano pasticcia un po', rimedia, Tres sulla destra, Romano di prima a cercare Fornari contro Gattarelli, ancora Romano, un flipper impazzito, alla fine il fallo laterale per la Feldi che ha costruito poco in questa prima frazione. Una grande chance gigantesca con un doppio palo, anche se la Feldi ha chiesto il gol. Dalla regia mi hanno detto che dovrebbe trattarsi di doppio palo, quindi hanno visto bene i direttori di gara. Tres in avanti, Fornari in aria, si gira! Un gol da pivot vero, un gol da campione. La Feldi accorcia le distanze, 2-1 a 4 primi e 11 secondi dall'intervallo. Partita riaperta al Pala di Fiore, grande giocata di Fornari che ha fatto valere il fisico, ha fatto valere la sua esperienza, nulla da fare da Gattarelli e nemmeno nulla da fare per Di Ponto. La Feldi è a -1, adesso il calcio di punizione, fallo di Bissoni, imbufalita la panchina della Feldi che rischia anche un giallo per protesta. Giallo per Boaventura, il secondo per la Feldi dopo quello sventolato in faccia a Ercolesi. Calcio di punizione Lido, quarto fallo della Feldi a 4 primi e 4 secondi dall'intervallo, nel segno del 4. Gattarelli sulla destra, Motta, centralmente Rocia di prima, pallone per Barra, poi Rocia, Lion a dire di no, pallone tenuto in campo da Mancia che alza un campanile che sbatte sul soffitto del Pala di Fiore. Fallo laterale per il Lido che ha reagito molto bene al gol subito, vuole tornare sul doppio vantaggio la squadra di Grassi che prova con Rocia, servito Motta, Rocia sulla sinistra, tiene il pallone, ricomincia da dietro, Motta si gira, allarga sulla destra, Gattarelli pressato, ancora Rocia, si alza Leboli, la tiene il Lido con Barra che si prende il fallo laterale, ultimo tocco di Mancia, 3:40 all'intervallo, 2-1 Lido, doppio vantaggio per la squadra di casa con Rocia e Motta, poi ha accorciato Fornari. Tutti bei gol finora, intanto recupera la sfera Fornari che lotta con Gattarelli, poi Rocia a cercare Barra, rimessa laterale per la Feldi, ha rischiato il Lido. Bel gesto tra Fornari e Gattarelli, uno dei duelli di questo match. Fornari contro Gattarelli, spara alla porta, centralmente il velo di Bissoni, bella azione, poi Tres perde un attimo, si gira alla grande, trova la deviazione di Barra, calcio d'angolo per la squadra di Francesco Cipolla che ha accorciato le distanze con Fornari e adesso vuole il gol del pareggio. Tres, Mancia al volo con il destro, è diventato un assist per Tres che però non è riuscito a indirizzare verso la porta, poteva fare sicuramente di più Mancia che ha masticato la conclusione e allora nulla di fatto, rimessa da fondo campo, pronto Di Ponto con le mani. Barra difende il pallone, duello con Mancia, usa il fisico il capitano del Lido, poi Roccia pensa al lancio, è partito Motta, servito con un gran pallone, Motta, Super Lion, poi arriva Gattarelli e Mancia mette in fallo laterale, protesta il Lido di Ostia che chiedeva un tocco di Lion
fuori dall'area di rigore, intervento al limite, hanno lasciato proseguire i direttori di gara. Adesso Motta esagera un po', rimessa da fondo campo, bella partita, occasioni da una parte e dall'altra in questa fase, partita e risultato in bilico con l'Eboli che manovra da dietro, Mancia, Tres sfrutta un blocco, ancora Tres a tenere il pallone, ad allargarlo sulla sinistra, Mancia lungolinea, Fornari, la frenata, la chiusura di Gattarelli, il fallo laterale a 155 secondi dall'intervallo di un primo tempo che vede il Lido di Ostia avanti 2-1 sulla Fel di Eboli in questa prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Lido di Ostia che qui al Pala di Fiore ha conquistato 7 dei 9 punti in classifica, battendo Meta e Aniene e pareggiando contro il Pesaro. Possesso Feldi, tocco all'indietro, Lion avanza di qualche metro, poi rischia tantissimo, attenzione a Barra, se ne va il capitano che poi cerca Rocia, troppo altruista Federico Barra che poteva andare verso la porta, ha cercato l'assist, si arrabbia Maurizio Grassi, eccesso di altruismo di Federico Barra che aveva un'autostrada davanti. Rocia cerca la giocata, la trova, se ne va Rocia, Rocia ancora in mezzo, Barra chiude Lion. Lido pericolosissimo in queste ultime fasi. Adesso è il turno della Feldi che non ci sta, Bagatini, Tres, contromovimento di Mancia, Tres però viene fermato da Rocia in fallo laterale, poi si accomoda in panchina, torna in campo Ercolessi. Servito il numero 22, uno dei due ammoniti in questo primo tempo, Mancia, Bagatini, Ercolessi, abbiamo detto giallo per lui, l'altro ammonito è Boaventura. Ercolessi, Bagatini, pressato da Esposito, Ercolessi, Fornari lascia passare, diventa buona per Mancia sulla sinistra, tocca all'indietro Fornari, murato da Renghifo, poi Ercolessi chiede la deviazione, chiede il calcio d'angolo, non viene accontentato, rimessa da fondo campo per il Lido di Ostia, andrà di punto con le mani, scuote la testa Ercolessi. Motta rischia l'1 contro 1, si allunga il pallone, non lo tiene in campo, batte subito la Feldi, attenzione a Bagatini, Boaventura in area di rigore, mette in mezzo, Di Ponto blocca con le mani e poi va a servire Motta. Barra la tiene, va in avanti Renghifo, leggermente spinto, perde il pallone, allora riparte Ercolessi, pensa al mancino, la prova, Di Ponto in angolo! Grande riflesso a 69 secondi dall'intervallo, applaude tutto il Pala di Fiore che esalta il riflesso del suo numero 25. Pronto Ercolessi, la chiama Lion, bisogna però sistemare la porta di Di Ponto, quindi gioco fermo al Pala di Fiore. Operazione completata dallo stesso Di Ponto, adesso si può battere il calcio d'angolo, svanito l'effetto sorpresa, Lion resta in porta, pronto Ercolessi, si fa vedere Bagatini, servito il mancino al volo, pallone lontanissimo dai pali, addirittura in fallo laterale, rimessa Lido, 66 secondi al termine di questa prima frazione. Esposito, Renghifo nella sua area di rigore, allarga, Motta allontana, pallone che Lion lascia scorrere e uscire in rimessa da fondo campo, poi viene servito Ercolessi, si va da Mancia, siamo entrati nell'ultimo minuto, possesso Feldi, Bagatini va a destra da Ercolessi, Mancia, pallone che torna indietro, Ercolessi cambia fascia, Boaventura vuole puntare, Ercolessi, Boaventura, Mancia, Ercolessi, il possesso dei campani, Ercolessi in mezzo, il palo di Bagatini, poi riparte il Lido, che occasione per la Feldi. Barra fermato, Ercolessi, squadre lunghe, c'è spazio per Boaventura che cambia fascia, Mancia in mezzo, non arriva Boaventura, è successo di tutto negli ultimi secondi, soprattutto il palo di Bagatini. Feldi Eboli a un passo dal 2-2, 21 secondi all'intervallo, Cutrupi cerca di controllare un pallone difficile, viene bruciato da Ercolessi, allora Mancia a impostare da dietro, Boaventura, ultima azione del primo tempo, 10 secondi all'intervallo, Ercolessi scucchiaia, pallone imprendibile per Boaventura, 6 secondi,
prima dell'intervallo. Possesso Lido, rimessa laterale, pronto Esposito, lancio lungo a cercare Cutrupi, a trovare la testa di Mancia, poi Bagatini controlla la sfera, termina a terra, arriva il fischio del direttore di gara a segnalare il calcio di punizione, ma è arrivata anche la sirena. Termina in questo istante il primo tempo, Lido di Ostia avanti 2-1 sulla Fel di Eboli, i gol di Rocia e Motta per il doppio vantaggio dei padroni di casa, poi ad accorciare le distanze Giader Fornari.
Tutto pronto per il secondo tempo di Lido di Ostia Feldi Eboli. Si ripartirà dal 2-1 dei primi 20 minuti. 2-1 per il Lido, in gol con Rocia e Motta, poi la rete di Fornari che ha dimezzato le distanze. Primo possesso di questo secondo tempo che sarà a favore dei padroni di casa. Vediamo già sul punto di battuta Capitan, Barra e Rocia. Lido che attaccherà da destra verso sinistra, completo blu classico per la squadra allenata da Maurizio Grassi, completo bianco invece per i campani. Ultimi dettagli da sistemare. Direttore di gara guarda il cronometrista, guarda la panchina del Lido di Ostia. Ancora qualcosa che non va. Adesso sembra davvero tutto ok. Fischietto in bocca. Si ricomincia, primo possesso per il Lido. Renghifo, Motta. Pressato da Romano, se ne va Motta, gran giocata, Motta avanza, Motta fa tutto da solo, Motta! Lion in calcio d'angolo. Brivido, dopo 10 secondi ha fatto tutto da solo, quel fenomeno che risponde al nome di Gabriel Motta. Classe 99, mamma mia che giocatore. Motta scucchiaia, Renghifo con il mancino, assist che diventa buono per Motta. Palla alta sopra la traversa, si è coordinato, ha calciato male Renghifo, trovando però ancora Gabriel Motta. Lido aggressivo, adesso è il turno dell'Eboli che gestisce da dietro con Ercolessi, Suolata, Bissoni. Il Lido presta, Romano di prima nel vuoto. Ringrazia ugualmente Ercolessi. I due compagni si conoscono alla grande, hanno vinto anche un europeo con la maglia dell'Italia. Renghifo pressato da Boaventura. Rocia, Renghifo, pallone di ritorno perfetto, Renghifo si scatena, Renghifo se ne va, poi sbatte sul Lion. Sta costruendo tantissimo il Lido in questo avvio di ripresa, 40 secondi, almeno due palle gol clamorose, una per Motta, l'altra per Renghifo. Si resta però sul 2-1 e la Feldi può impostare. Ercolessi, la frenata, Bissoni centralmente per Boaventura, Boaventura sguscia via, Romano all'indietro, Ercolessi, Bissoni, tocco di ritorno, Rocia lascia passare, non è una buona idea perché c'è Boaventura, Ercolessi però la perde, Renghifo pulisce il pallone. Di Ponto, lancio per Rocia che controlla in maniera non perfetta, poi cerca il tunnel con la suola, esagera e Motta mette in fallo laterale. Arrabbiatissimo Maurizio Grassi, imbufalito, a volte esagera Rocia nel cercare la giocata, nonostante doti tecniche di livello superiore, come si è visto anche nel primo tempo. Attenzione a Romano! Di Ponto a dire di no, a mettere il fallo laterale, la prima occasione della Feldi in questo secondo tempo. 1:24 sul cronometro, 2-1 per il Lido. Ercolessi, si muove Boaventura, cercato, trovato e chiuso da Gabriel Motta in fallo laterale. Pronto Romano. Ercolessi di prima, Boaventura difende la sfera, centralmente Bissoni. Conclusione complicata che termina sul fondo del campo. È già ripartito il Lido, Barra, Suolata, Motta all'indietro, pallone complicato per Rocia che lo scarica verso Renghifo. Barra, Renghifo, pressato, rischia tantissimo, se la prende con se stesso, chiede scusa alla panchina. Superficiale Kevin Renghifo, arrivato nel corso dell'estate dalla Merafin, giocatore nato in Venezuela. Motta, Barra centralmente difende il pallone, lo tiene bene il capitano che cerca lo spunto, serie di rimpalli a terra. Barra, calcio di punizione e cartellino giallo per Tiago Bissoni, terzo ammonito per quanto riguarda la Feldi. Nessun giallo invece contro il Lido. Primo fallo di questo secondo tempo, arrivato dopo 1 minuto e 59 secondi.
Pronto Motta che attende il fischio il direttore di gara, eccolo, allora Renghifo, Rocia, centralmente Motta si gira, va a puntare, Motta cambia passo, se ne va Motta, la tiene in campo, mette in mezzo, pallone debole, controllato facilmente da Lion. Romano, Tres, Ercolessi, Bissoni, Romano, è partito Ercolessi, cercato con un pallone complicato che Ercolessi tocca con la testa senza riuscire a controllarlo, e allora rimessa da fondo campo, Di Ponto con le mani, ha già servito Motta. Renghifo, Barra, lavora il pallone, spalla alla porta, Fornari, Bissoni, Fornari, Suolata, la conclusione, grande riflesso di Di Ponto sul destro di Tres, palla lunga per Barra, diagonale fuori di centimetri, ha avuto la palla del 3-1, la palla del nuovo +2, il Lido di Ostia, non ha centrato la porta Federico Barra. Bagatini, partita che resta in bilico, siamo al terzo del secondo tempo, manca una vita, tutto da vivere questo secondo tempo di Lido Feldi, prima di ritorno. Tres, Bagatini Tres, imposta il numero 11, sulla destra Fornari, a sinistra Mancia, si muovono i giocatori di Cipolla, giro palla, pallone a cercare Fornari che lo arpiona con il mancino, lo fa uscire di nuovo, Bagatini imposta, servito Tres, anche lui spalla alla porta, deve ricominciare da dietro, Mancia attraversa il campo, lascia a Tres l'impostazione, Bagatini, Fornari, a terra Gattarelli, si prosegue, attenzione a Fornari, termina a terra, si prosegue ancora e Bagatini spreca la palla del 2-2. Protestano tutti adesso, Gattarelli voleva un fallo, poi l'azione è proseguita e allora a chiedere il calcio di punizione è stata la Feldi che batte l'angolo, cercato Tres, si accentra, vuole il mancino, Di Ponto, ma che parata ha fatto, strepitoso Edoardo Di Ponto con la mano destra, miracolo, e questo deve finire nella top parate della settimana. Che riflesso di Edoardo Di Ponto che tiene lì davanti. Mancia all'indietro, Lion nella metà campo offensiva, tocco verso Mancia, mette in mezzo, tocca a Barra, poi Di Ponto blocca con le mani e va a servire Rocia. Barra pressato, se la cava bene, Rocia alza il pallone, è un buon pallone per Barra che non riesce a dare forza, poi rilancio di Lion, la testa di Tres, occasioni infinite da una parte e dall'altra, partita che resta apertissima ma soprattutto bellissima. Barra spinto da Bagatini, calcio di punizione per il Lido, la scorrettezza del numero 14 Campano. Secondo fallo della Feldi in questo secondo tempo, nessuna scorrettezza per quanto riguarda il Lido, ingenuità di Bagatini, calcio di punizione per il Lido. Pronto Rocia, la rincorsa del numero 14, protesta la panchina della Feldi, Rocia urla all'indirizzo di Cutrupi, poi parte l'ex Lazio, tocco verso Motta, tutto da rifare però perché è arrivato il fischio e il direttore di gara, richiamo per Bagatini, deve essere successo qualcosa con Gattarelli all'interno dell'area di rigore. Rocia questa volta in porta, Lion allontana con i piedi dopo aver respinto con le mani, ha cambiato soluzione il Lido che è andato direttamente verso la rete con Raul Rocia, autore del momentaneo 1-0. Motta, Gattarelli mette in fallo laterale per non rischiare sulla pressione di Mancia, possesso Feldi,
2-1 al Pala di Fiore, 2-1 per il Lido ovviamente. Feldi che ha dimezzato le distanze nel corso della prima frazione con Jader Fornari, gol da pivot puro, da pivot vero, da fuori classe assoluta. Adesso Tres in mezzo, Fornari! Decisivo Esposito, salvataggio che vale come un gol. Ha rischiato tanto il Lido. Fornari a un passo dalla doppietta, calcio d'angolo, Tres, fischia il direttore di gara. Non è angolo, è rimessa laterale. Fornari con il mancino alto sopra la traversa. Di Ponto con le mani, cerca Cutrupi, grande aggancio Cutrupi, risolve Lion. Aggancio volante di Christopher Cutrupi. Bravo Lion, sempre attento in queste situazioni. Esposito, Cutrupi di prima, ottima l'idea, un po' meno l'esecuzione. Avrebbe potuto mandare in porta Gattarelli che torna a difendere su Fornari, a impostare c'è Bagatini, attacca la Feldi, mancia di prima, tocca Cutrupi, ancora mancia Tres centralmente nel cerchio di centrocampo, Bagatini, Tres, mancia, possesso Feldi, imbucata a cercare Fornari, la chiusura perfetta di Gattarelli che riparte da solo, perde subito il pallone, aiutato da Lutta, rimessa Lido. Gattarelli ha recuperato la Feldi, Tres, la frenata, poi ultimo tocco del numero 11 Campano, possesso Lido con Gattarelli. Esposito ha toccato Bagatini mettendo in fallo laterale. Esposito, Di Ponto allontana per non rischiare, pallone complicato quello consegnato da Matteo Esposito e allora di nuovo la Feldi ad attaccare con Boaventura. Fornari si gira, scivola sul pallone, lotta da terra e allora calcio di punizione per il Lido, battuto velocemente da Gattarelli. Lutta la tiene e si prende il fallo laterale sull'ultimo tocco di Bissoni. 14 minuti 17 secondi al termine del match, Lido avanti 2-1 nel punteggio in questa prima giornata di ritorno. Gattarelli sulla destra, Cutrupi centralmente Esposito, vuole chiudere il triangolo, perde il pallone Lido, Fornari! La doppietta del numero 9, 2-2, parità ristabilita al settimo del secondo tempo. Disastro difensivo del Lido di Ostia e Fornari ha punito 2-2, 12° gol in campionato del pivot che adesso va in panchina. Al suo posto Ercolessi, tutto da rifare per il Lido di Ostia. Non si dà pace Maurizio Grassi che ha visto sprecato un doppio vantaggio. Lutta perde il pallone, attenzione allora alla Feldi, Bissoni la gira, Ercolessi controlla male, Lutta recupera il pallone, contropiede Lido, Lutta la frenata, ha perso l'attimo giusto, poi ha cercato lo spunto, la chiusura di Romano in scivolata, ha rischiato tanto la Feldi con il Lido che si era sganciato con 3 giocatori. Rimessa laterale per il Lido, pallone in mezzo, Cutrupi, poi Ercole si spazza via in fallo laterale senza guardare il numero 22. Allora è il Lido che deve reagire, Cutrupi cerca l'1 contro 1,
viene arginato da Bissoni, chiuso in fallo laterale. Esposito, Rocia, tocca male, possesso Feldi, 2-0, 2-2 come era successo nella gara di andata a parti invertite con il doppio vantaggio della Feldi e poi la rimonta del Lido. Motta recupera il pallone, se lo allunga, contrasto con Ercolesi, adesso un po' di confusione, troppa frenesia da ambo le parti. Si riprenderà con una rimessa laterale per i padroni di casa. Motta tocca male, Boaventura ha recuperato. Romano, Ercolesi, Bissoni sulla destra, Ercolesi in posizione di ultimo uomo, la chiama Lion che aiuta i compagni, pensa al lancio, lo effettua, colpisce male, nulla di fatto. E allora rimessa laterale per il Lido. Rocia, Esposito, Rocia, Motta, malinteso con Esposito che voleva un pallone decisamente più avanzato. Attenzione a Bissoni, chiude Rocia, si spiegano Motta ed Esposito. Il Lido poteva ripartire ancora una volta, invece adesso attacca la Feldi, pallone in mezzo, blocca Di Ponto, Cutrupi, Motta, Cutrupi sulla sinistra, possibile 1 contro 1 che diventa 1 contro 2, cerca l'elastico Cutrupi, esagera e viene fermato da Romano. Poi Lion, Mancia sulla sinistra contro Esposito, si allunga il pallone, se ne va Mancia, Esposito torna e chiude in calcio d'angolo. Ottimo intervento di Esposito che era stato superato ma rimediato. Mancia verso Romano, destro al volo, deviazione di Rocia abbastanza evidente vista dal direttore di gara. Calcio d'angolo Feldi dopo 7 minuti e 52 secondi della ripresa, 2-2 il punteggio, la rimonta dell'Eboli grazie alla doppietta di Fornari. Pallone in mezzo, Di Ponto, protesta la Feldi che ha chiesto un fallo di mano. Bissoni, Di Ponto in due tempi, tanti episodi dubbi in questa partita, entrambe le squadre hanno chiesto dei rigori dopo degli interventi, dei presunti interventi con il braccio. Tante cose da rivedere, ma restiamo in cronaca perché la partita è viva, è bellissima. Attenzione a Motta, prova a mettere in mezzo, blocca Lion che mette ordine e poi affida la sfera a Ercolesi, malinteso con Bissoni. Rimessa laterale allora per il Lido. Esposito, Rocia, Esposito, Rocia ancora. Prova a pressare Romano, Rocia la tiene, fa tutto con la suola, rischia qualcosa, poi ricomincia da Di Ponto, pressato anche lui, Rocia questa volta spazza, pallone in fallo laterale, efficace la pressione della Feldi che adesso gestisce con Mancia a pressare questa volta il Lido. Bissoni cerca lo spunto, viene fermato da Rocia, attenzione a Rocia, Lion in fallo laterale, si è disteso il numero 2 della Feldi respingendo il bolide di Raul Rocia. Si resta sul 2-2, attacca il Lido, Motta, Esposito, Motta, le finte, poi la suolata Rocia di prima, Esposito a ricevere, Rocia, Barra con il tacco, gran palla per Esposito, la tocca Lion ed è un tocco decisivo. Che bella partita, 10 minuti 53 secondi ancora da vivere al Paladifiore, 2-2, può succedere di tutto. Attacca la Feldi, Mancia, Bagatini, scusate, Bissoni, adesso Romano, Bissoni
scucchiaia verso Romano che non trova l'impatto con la sfera, leggermente sbilanciato da un avversario. Di Ponto, lancio lungo, la testa di Bissoni, il controllo di Bagatini, mancia sulla sinistra, l'esterno, ha capito Rocia che poi rischia, arriva Gattarelli, un po' di confusione, Rocia prova a mettere ordine, alla fine ottiene il massimo in una situazione complicata con due giocatori addosso. Si prende la rimessa da fondo campo quando siamo quasi giunti a metà del secondo tempo. 10:18 al termine della partita. Barra spalla alla porta, tiene il pallone pressato da Bagatini, ancora Barra, gran pallone, Motta! Lion, un'altra uscita decisiva, siamo già dall'altra parte, Mancia va da solo, poi cerca Bagatini, trova la deviazione di Barra, rimessa a Feldi. 10:04 alla fine di questa partita, ancora tutta da scrivere qui al Pala di Fiore. Tres, Romano, Bagatini, Romano, siamo nella seconda metà del secondo tempo, il possesso della Feldi, la gira Bissoni che ha colpito male, va verso la panchina, al suo posto Fornari, autore di entrambi i gol realizzati dalla Feldi, è salito a quota 12 in campionato, staccando Boaventura fermo a 10. Renghifo, il possesso del Lido, Di Ponto pensa al lancio, scatto di Cutrupi cercato in maniera non precisa e allora rimessa per la Feldi. Pronto Bagatini, può servire Tres che riceve, avanza il numero 11, il Lido aspetta nella metà campo difensiva, Fornari, solito duello con Gattarelli, Tres, Romano, Tres, Bagatini, Tres, Bagatini, Romano di prima, applaude Fornari che però non può gestire questo pallone dentro Boaventura, fuori Romano, rimessa Lido. 9 primi 16 secondi al termine del match qui al Pala di Fiore, 2-2 nella prima giornata di ritorno. Cutrupi pressato, Renghifo allontana, prova a raggiungere il pallone Barra che però desiste subito, impossibile tenere quel possesso. Allora la Feldi, Fornari, Bagatini, Tres si accentra, Tres allarga sulla destra, pallone per Boaventura, la sfera danza sulla linea del fallo laterale, la oltrepassa del tutto, almeno questa l'interpretazione del direttore di gara che consegna un nuovo possesso al Lido di Ostia. Rimessa laterale, battuta verso Barra, la chiusura di Bagatini, il pallone in fallo laterale. Pronto Gattarelli, chiamato lo schema numero 3, tocco all'indietro, Renghifo, si fa vedere Barra, si va però dall'altra parte, Cutrupi si lotta in mezzo al campo, vince la Feldi, riparte Bagatini, se ne va, poi chiusura di Renghifo, possibile 2 contro 1 per il Lido, Barra, se ne va Barra, mette in mezzo, scivolata strepitosa, fenomenale di Bagatini. Salvataggio da supereroe quello di Bagatini che ha subito capito l'importanza del suo intervento, ha esultato e adesso si prende anche il 5 di Fornari. A terra Boaventura, gioco fermo, ha rischiato tantissimo la Feldi. Li do un passo dal nuovo vantaggio, intanto cure mediche per Boaventura.
Si è rialzato Boaventura, accompagnato in panchina, l'applauso del Pala di Fiore verso il numero 70 avversario. Si riprenderà con un calcio d'angolo a favore del Lido di Ostia, che ha avuto una palla gigantesca per riportarsi avanti, per siglare il 3-2. Strepitoso, fenomenale Bagatini in scivolata ad anticipare Renghifo sul tocco di Barra. Barra a battere questo calcio d'angolo, pallone forte in mezzo, l'opposizione di Mancia, nuovo corner per il Lido di Ostia, sempre Capitan Barra ad incaricarsi della battuta. Questa volta pallone troppo forte, rimessa laterale per la Feldi, e allora Mancia a destra, Bagatini di prima, rimessa Lido, ultimo tocco di Fornari, Renghifo, Cutrupi, Gattarelli, l'anticipo di Tres che poi ricomincia da dietro, Fornari, Tres allarga sulla destra, Bagatini, Mancia sulla sinistra, si accentra, imbucata, Fornari si gira, è cambiato il duello, adesso è Fornari contro Renghifo, cambio di marcatura nel Lido di Ostia. Vediamo se sarà una costante di questa fase del match. Mancia, lo scambio con Fornari, ancora Mancia, cerca la conclusione da posizione impossibile. Di Ponto, pronto al rilancio con le mani, trova Barra, il controllo, Barra calcia in porta, segna, ma il gioco era fermo, fischiato punito, un controllo con il braccio del capitano del Lido che non ha protestato, e allora si resta sul 2-2 con il possesso a favore della Feldi. Si trattava del primo fallo del Lido in questa ripresa, e a quota 3 la Feldi che adesso rischia con Bagatini che commette fallo su Gattarelli e si prende il cartellino giallo, quarto ammonito per la Feldi, quarto fallo anche per i campani che hanno rischiato tantissimo, costretto a spendere il giallo Bagatini per fermare Gattarelli che lo aveva bruciato. e 37 al termine del match, punizione Lido, sistema la barriera Lion che fa scalare Fornari a protezione del palo, parte Renghifo, è un velo, allora andrà a Motta, è uno schema, Rocia in mezzo, la chiusura di Fornari, poi prova Renghifo, Lion la chiama Fornari, ma Lion non può battere perché si tratta di calcio d'angolo, resta avanti il Lido, chiama lo schema Rocia, si avvicina Renghifo, la chiama anche Motta, la riconquista però Fornari che riparte, Fornari allarga verso Ercolessi, rimessa Lido, ringrazia Ercolessi che però non è arrivato sul pallone, allora Cutrupi rischia tantissimo, Mancia, Fornari rimedia Cutrupi che la stava per combinare grossa, poi Mancia centralmente, Ercolessi palleggia, Mancia, si resta sull'out sinistro, Mancia le finte, poi il tocco all'indietro, Tres, punta Rocia, ancora Tres, se ne va alla grande, mette in mezzo, Di Ponto, ancora proteste della Feldi che chiede un altro tocco con il braccio di Cutrupi, dopo il riflesso di Di Ponto si prosegue, Tres, Fornari deve girarsi, viene fermato da Renghifo, riparte il Lido, Renghifo, frenata, tocco all'indietro, Di Ponto, Motta, la vuole Renghifo, la ottiene, Rocia rischia qualcosa nel controllo, sfida con Tres, ancora Rocia, Rocia porta a spasso il pallone, termina a terra, calcio d'angolo secondo il direttore di gara e Rocia si prende il cartellino giallo, voleva il fallo, alla fine si è preso il giallo,
primo giallo per quanto riguarda il Lido di Ostia. Calcio d'angolo Feldi. Rocia voleva il fallo, sarebbe stato il quinto della Feldi. Sarà invece il calcio d'angolo per i campani. Rocia allontana via. Il fischio il direttore di gara. Tutto da rifare. E allora nuova possibilità per la squadra di Cipolla da palla inattiva. La schiena di Rocia, poi Cutrupi contro Ercolesi. Rimessa Lido sulla chiusura del numero 22 Campano. Renghifo, Rocia, Cutrupi, bel pallone, Cutrupi allora, punta Ercolesi, Cutrupi cerca lo spunto, ancora Cutrupi, se ne va Cutrupi, mette in mezzo, Motta segna a porta vuota, ma è tutto fermo. Fallo di Cutrupi che chiede anche scusa a Ercolesi, il secondo fallo del Lido. 6 minuti e 12 secondi al termine del match, 2-2 al Pala di Fiore. Serve lo spazzolone per asciugare il gommato del Pala di Fiore. Gioco dunque fermo. Piccolo riepilogo, 2-2 il punteggio, 6 minuti e 12 secondi al termine del match. Situazione falli, 2 per il Lido, 4 per la Feldi. Riepiloghiamo anche i marcatori. Doppio vantaggio Lido con Rocia e Motta. Prima dell'intervallo ha accorciato le distanze Fornari. Lo stesso Fornari nella ripresa ha ristabilito la parità. Campo asciugato e allora gioco che può riprendere. Punizione per la Feldi. Ercolesi verso Bissoni che lotta con Esposito. Poi Rocia lutta in fallo laterale. Pronto Ercolesi. All'indietro Mancia. Ercolesi. Romano. Bissoni fa girare palla alla squadra di Cipolla. Bissoni, Romano alza il pallone, la testa di Motta, poi Rocia che prova a ripartire, la frenata, Motta, lancio lungo, Lutta controlla, deve girarsi, Lutta va a puntare Ercolesi, sfida tra numeri 22, Esposito, Rocia, Esposito, a destra per Motta, Lutta non controlla, rimessa Feldi a 5 minuti 29 secondi dal termine della sfida. Ercolesi, Romano, si fa vedere Bissoni, servito, Bissoni cambia lato, Mancia, pressato da Esposito con l'esterno, cerca Ercolesi, steso da Lutta, calcio di punizione evidente, intervento non cattivo ma sicuramente falloso, cartellino giallo anche per Lutta, calcio di punizione per la Feldi e terzo fallo per il Lido. Ercolesi cerca Bissoni, pallone che torna indietro, buono per Mancia, di prima verso Bissoni, Mancia, Romano, Lion chiede un movimento a Bissoni, poi va da Mancia e allora si lamenta Bissoni come a dire che me lo hai chiesto a fare. Rimessa laterale per il Lido. Pronto Barra, Rocia, Lutta, Barra, Esposito, Lutta, è partito Esposito, Lutta porta il pallone, ancora Lutta, chiuso in fallo laterale da Sergio Romano. Finale tutto da vivere al Pala di Fiore, 4 primi e 38 secondi al termine del match, 2-2 il punteggio, attacca il Lido, Esposito suolata, Rocia, Lutta, fa uscire il pallone, Rocia, ricomincia da Edoardo Di Ponto, lancio lungo a cercare Barra, di testa tocca ma spedisce in fallo laterale concedendo il possesso alla Feldi. Feldi che non vince da 5 partite, ultimo successo il 26 novembre
roboante 9-2 al Latina. Possesso per Ercolessi, prova lo spunto sulla sinistra, la frenata, poi Romano, Bissoni si allarga, poi controlla malissimo, rimessa laterale per i ragazzi di Maurizio Grassi, alla ricerca della prima vittoria da allenatore di una prima squadra, lui che guida anche l'Under 19 del Lido di Ostia e che è subentrato a stagione in corso a Roberto Matranga, debuttando nella trasferta sul campo del Camedosson. Bissoni, frenata e tocco verso Tres. Il numero 11 va da Bissoni, poi Romano, Bissoni, conclusione di Ponto, dice di no, poi perde palla alla Feldi, riparte Barra, gran giocata, Barra strozza la conclusione dopo una magia con tunnel incorporato, palla a fondo campo. 3:29 al termine di questa partita che vede il punteggio sul 2-2. Bagatini non controlla benissimo ma tiene il pallone, va da Tres, Barra a mettere pressione, rischia Romano, arriva su di lui Motta, ancora Romano, deve allontanare, lo fa in questo momento, esce di Ponto e spazza via in fallo laterale. 184 secondi ci dividono dalla fine di questa partita ancora apertissima. Tres, Romano, Tres, ricomincia da dietro, Lion, centralmente Bagatini, fa uscire il pallone, Tres, Romano, Bissoni, poi Motta, Romano recupera la sfera, l'anticipo però di Rocia, pressato, rischia di perdere il pallone, allora attenzione a Tres, perde la sfera anche lui, Esposito, tanti errori, poi Motta, cerca Esposito, grande chiusura di Bissoni, rimessa laterale per il Lido, pallone in mezzo, Motta! A centimetri dal gol il Lido di Ostia che aveva fatto tutto benissimo, battendo rapidamente questo fallo laterale, si resta sul 2-2 e allora Boaventura che ha recuperato dall'infortunio. Bissoni sulla destra, in avanti a cercare Bagatini, su di lui Renghifo, il duello, Bagatini tiene la sfera, ancora Bagatini, ricomincia dietro, Bissoni, centralmente Boaventura, murato da Motta, poi il tocco con la testa di Renghifo, rimessa laterale per i campani, 125 secondi alla sirena, prova la Feldi, Boaventura sulla sinistra, servito adesso da Bagatini, Bissoni, ancora Boaventura, Bissoni, la conclusione, anzi è un assist per Tres che ribalta la partita, la Feldi mette la freccia e passa a condurre per 3-2. Per la prima volta in vantaggio la squadra di Francesco Cipolla, chiama il time out Maurizio Grassi. Lido con il portiere di movimento
1 minuto e 49 secondi al termine, la Feldi avanti 3-2, il Lido ci prova con il power play. Esposito, Motta sulla destra, Esposito, Lutta, Rocia centralmente, Motta perde il pallone, Fornari con la porta vuota, cala il poker, la tripletta di Jader Fornari, 4-2, Feldi Eboli. Bomber di razza, Jader Fornari. Il Lido ha sfruttato male il primo possesso con il portiere di movimento, Fornari l'ha castigato, +2 per la Feldi a 1 minuto e 35 secondi dal termine del match. Motta, vediamo se il Lido ha la forza di riaprire questo match a lungo condotto. Rocia, Barra, la chiusura di Bagatini che mette in fallo laterale. Lutta, Esposito, Motta, Lutta, Rocia, pressato, va da Barra, ancora Bagatini in fallo laterale. 71 secondi al termine, ha bisogno di un'impresa, un mezzo miracolo il Lido che era avanti 2-0 e adesso è sotto di 2 gol. Rocia, ci prova con il portiere di movimento la squadra di Grassi. Rocia, Motta, Rocia a sinistra per Lutta, Esposito, Rocia spazio sulla destra, servito con un pallone complicato, poi Bissoni, Fornari, Lutta in fallo laterale, 47 secondi, torna in campo Di Ponto, adesso proverà a gestire il possesso la Feldi. Lion vuole il lancio lungo, Fornari viene accontentato, pallone però troppo alto, allora rimessa dal fondo per il Lido. Pronto Lutta a rientrare in campo, attende però davanti alla panchina, c'è il possesso per Barra che va da Rocia, deve fare in fretta il Lido, 30 secondi e servono 2 gol. Bagatini recupera per la Feldi, poi Tres, passano i secondi, Tres, Lion, 20 secondi al termine, Bagatini, possesso Feldi che mette il pallone in cassaforte e poi lancia verso Bissoni che la può chiudere in maniera definitiva, aspetta Fornari, Di Ponto in angolo, ma conta fino a un certo punto perché mancano 6 secondi e la Feldi è vicina a un successo che mancava da 5 partite. Pallone all'indietro verso Lion, Fornari, esultano i tifosi della Feldi, arriva la sirena, termina qui il match, la Feldi Eboli in rimonta espugna il Pala di Fiore battendo il Lido per 4-2 grazie alla tripletta di uno straordinario Jader Fornari. Prendimi questo.